Allora, dottor Peruzzi, a lei, la diagnostica. Vediamo un po' di capire quali sono le novità. Parliamo in modo particolare di tomosintesi. Cosa vuol dire? Che cos'è? Quindi una diagnostica innovativa. Di che cosa si tratta? Allora, la tomosintesi la applichiamo in questo momento nella mammella. La tomosintesi della mammella è una procedura diagnostica che permette di eliminare uno dei vizi della mammografia che si era cercato di eliminare in passato con già dei risultati, cioè il vizio dato dalla sovrapposizione delle varie strutture, che è uno dei limiti, rimane uno dei limiti della mammografia nonostante gli indubbi progressi tecnologici che sono stati fatti proprio in questi ultimi anni con la mammografia digitale e quant'altro. La tomosintesi elimina questo problema perché consente di vedere la mammella a, come si dice, a fettine, quindi consente di esaminare tutto il volume della mammella fetta per fetta e quindi di eliminare quelle che possono essere gli artefatti, quelli che tecnicamente chiamiamo artefatti da sovrapposizione, cioè la limitazione a vedere delle cose dovuta al fatto che altre cose si sovrappongono a queste. Okay? Detto tutto questo, la tomosintesi della mammella sta prendendo piede in maniera prepotente perché innanzitutto è un esame agevole da fare, è un esame che viene fatto nello stesso tempo tecnico della mammografia, quindi non comporta un prolungamento sostanziale dell'esame per la donna, comporta un prolungamento nel tempo di lettura, quindi per il radiologo, perché le immagini da vedere sono molte di più e vanno esaminate chiaramente con attenzione, però i risultati come emergono dai dati che cominciano a essere in circolazione sono molto incoraggianti, sono molto promettenti perché io non vorrei dare dei dati statistici che si basano su studi tutto sommato ancora non su grandissima quantità di popolazione, però c'è un incremento di riconoscimento dei tumori della mammella che è stimato anche attorno al 30% rispetto alla normale mammografia. Cioè, proprio per semplicizzare e spiegare al massimo, in modo chiaro anche a chi non ha esperienza, magari prende un po' così, può spaventarsi. Una donna andava a farsi una normale mammografia, potevano non emergere degli elementi. Uno dei problemi che è sempre rimasto, c'è sempre stato, è quello che poteva capitare che una donna andasse a fare la mammografia, può capitare una donna vada a fare la mammografia e poi magari dopo un periodo non lunghissimo di tempo si accorge della comparsa di un nodo mammario. Allora la domanda è: ma si vedeva, non si vedeva perché non si è visto, oppure si poteva vedere? Invece in realtà purtroppo da una parte i tumori hanno un loro percorso che è molto diverso uno dall'altro, perché già la parola tumore è poco appropriata perché in realtà i tumori sono molto diversi uno dall'altro e anche dal punto di vista della loro storia naturale possono essere a lenta, rapida crescita e quant'altro. Però al di là di questo, l'obiettivo che noi vogliamo raggiungere applicando la tomosintesi è quello di dare alla donna maggior tranquillità quando viene a fare la mammografia con tomosintesi, quindi vogliamo essere in grado di farle vedere da una parte se ci sono delle alterazioni, che possono essere delle alterazioni neoplastiche, oppure di essere più tranquilli quando noi gli diciamo che non c'è niente. D'altra parte bisogna anche dare un messaggio molto positivo di questo genere, cioè il tumore della mammella è vero sì che è il tumore più frequente della donna, però è anche vero che attualmente è un tumore curabile ed è un tumore che in una stragrande maggioranza dei casi ha percentuali di sopravvivenza altissime, dalla quale la donna può ottenere, che la donna può combattere vincendo, e quindi è un qualche cosa che non bisogna avere timore o paura che venga scoperto. Perché? Perché proprio il fatto di riconoscerlo permette di curarlo. E quindi questo deve essere un po' l'atteggiamento con cui la donna in qualche forma
deve approcciarsi alla mammografia, cioè quello di dire sì, io vado a fare questo, ma non per sapere di avere un qualcosa che mi resterà addosso e mi farà del male, no, un qualcosa che se per caso c'è lo posso curare, lo posso trattare, lo posso vincere e posso togliermi il problema. Quindi sicuramente questo è le nuove possibilità terapeutiche che da qualche anno ci sono hanno portato dei grandi risultati nel trattamento dei tumori, ed ecco il motivo per cui la donna deve in qualche forma approcciarsi alla diagnosi precoce con lo spirito di dire sì, voglio sapere se per caso c'è qualche cosa che posso trattare con successo togliendomelo. Questo è un po' questa è la cosa fondamentale. Io volevo chiedere, ma una strumentazione di questo tipo, quindi una valutazione diagnostica di questo tipo, tranquillizza il paziente e va bene perché magari è una valutazione diversa, ma anche dal punto di vista poi dell'analisi del medico e anche di voi specialisti, è di supporto e di aiuto, ovvero tante volte viene fatta una diagnostica che implica anche un'invasività successiva per fare degli riscontri ulteriori. Questo tipo di esame ovvia ulteriori riscontri oppure no? Allora, la risposta è un po' articolata, nel senso che quando noi facciamo la mammografia, e facciamo adesso la tomosintesi con la mammografia di sintesi e la integriamo, come sempre facciamo, con l'esame clinico strumentale, quindi con la visita senologica che viene fatta proprio dal medico radiologo al tempo della mammografia e con l'ecografia che ci dà altre informazioni non ottenibili, talvolta non ottenibili con la mammografia. Noi abbiamo un pacchetto di informazioni che ci permette di dire e di classificare la mammella in mammella normale oppure in mammella che ha determinate alterazioni. Okay? Quando noi vediamo che la mammella ha determinate alterazioni che rientrano in una serie di parametri, a questo punto poniamo l'indicazione ad ulteriori approfondimenti diagnostici. Ulteriori approfondimenti diagnostici che possono essere per esempio la risonanza magnetica della mammella oppure la biopsia percutanea, nel senso di una cosa minimamente invasiva che può essere fatta con l'ago tranciante piuttosto che con l'ago aspirazione o con una metodica un po' diversa, che hanno lo scopo di verificare quello che noi abbiamo visto con le metodiche non invasive. Lei ha parlato di risonanza magnetica. Sì. Perché si può chiedere a un cittadino che non è esperto del settore, non viene fatta a questo punto subito una risonanza magnetica? Allora, per 2-3 ordini di motivi. Primo ordine di motivo, questo vale in tutto il mondo. La risonanza magnetica è una metodica che costa denaro farla, costa tempo alla donna fare la risonanza magnetica. Secondo motivo. Perché quanto tempo richiede? Perché la risonanza magnetica è un esame che viene stimato intorno ai 30 minuti, questa è la realtà di esecuzione. Secondo, la risonanza magnetica è una metodica della mammella, è una metodica che ha comunque dei falsi positivi. Ha dei falsi positivi e comunque è una metodica che anche questa da sola vede delle cose ma non ne vede delle altre. Quindi oltre ad avere dei falsi positivi ha dei falsi negativi in altri settori. La risonanza magnetica, attualmente le linee guida ci dicono che la risonanza magnetica è una indagine di secondo livello che viene fatta per chiarire delle lesioni dubbie alla mammografia e ecografia, oppure viene fatta nelle donne candidate all'intervento chirurgico per valutare globalmente in una maniera diversa tutte e due le mammelle e avere delle informazioni che sono funzionali al tipo di terapia che verrà poi fatta. Finalmente esiste una indicazione un poco non da tutti condivisa, ma che nelle linee guida americane ormai comincia a essere presente, cioè la risonanza, un consiglio alla risonanza magnetica delle mammelle con una certa periodicità nelle donne con mammelle dense. Mammelle dense è un tipo di mammella che si verifica
con mammografia, che ha determinate caratteristiche di densità che sembrano essere associate da una parte a una leggermente maggiore prevalenza di malattia, dall'altra parte a una maggior difficoltà di diagnosi. La maggior difficoltà di diagnosi, entro certi limiti, si è riusciti a ovviare proprio con la mammografia completamente digitale, quella che ormai è la FFD, la Full Field Digital Mammography, e dall'altra parte sembra anche in determinate situazioni con la tomosintesi. La tomosintesi, quindi, che senza dubbio è innovativa da questo punto di vista, può servire a quelle donne che hanno una protesi al seno per varie ragioni, chi l'ha avuto per motivi... Allora, partiamo da quest'idea. La risposta è sì, può servire su tutte, ma in realtà attualmente ecco, c'è un sempre maggiore numero di donne che ha protesi additive per vari motivi estetici o medici. Esatto, medici. Queste donne che hanno le protesi additive possono tranquillamente comunque fare gli esami mammografici, perché i mammografi, le apparecchiature di più recente generazione hanno dei programmi, dei software dedicati per poter esaminare queste donne con assoluta risparmio di dose senza danneggiare la protesi. Quindi anche la donna che ha la protesi delle mammelle non deve avere nessun timore di sottoporsi a mammografia, perché l'apparecchiatura consente di esaminarla con tranquillità senza danneggiare la protesi. Ecco, quindi questo direi che è un campo, anche quello della protesi è un campo pulito per la mammografia. Sì, certo, infatti. Voi qua stiamo parlando di una struttura privata. Chiedo a lei, non senta. Tutti e due, esatto. Una struttura privata accreditata. Esatto, accreditata, ma un'apparecchiatura di questo genere non esiste nel pubblico? No, allora rispondere a questo. Allora, le apparecchiature, allo stato attuale nella nostra struttura abbiamo, ritengo per primi a Padova in questo momento, introdotto la tomosintesi con il sistema C-View, che ha un sistema che è particolarmente interessante. Perché? Perché permette di acquisire le immagini di tomosintesi e le immagini di mammografia, come ho detto all'inizio, nello stesso tempo e con la stessa dose di raggi, che è sostanzialmente pari a quella di una mammografia convenzionale, a cui siamo tutti abituati e che tutti conosciamo. Qual è il passo fondamentale di questo sistema in avanti? Il passo fondamentale è che non si fa più una scelta della tomosintesi come indagine di secondo livello, come era fino a qualche tempo fa, ma diventa un'indagine che si fa comunque a tutte le donne che la vogliono fare. Perché? Perché comunque non do un aumento di dose e perché comunque dalla tomosintesi io ottengo le immagini della mammografia, che mi serviranno sia per avere una visione immediata e complessiva delle mammelle, sia per confrontarle con le immagini delle precedenti mammografie, che sono delle immagini non di tomosintesi. Assolutamente. E quindi utilizzando questo apparecchio che mi fa la cosiddetta mammografia di sintesi, io riesco a fare l'esame a tutte, quindi senza necessità di selezionare o di farla dopo, senza dare aumento di dose, e questo è il passo in avanti. Questo siamo i primi ad averlo in questa zona. Ecco, è una cosa del genere. Qua ci troviamo a Padova, abbiamo lo IOVO, l'istituto, finché sta a Padova, insomma, sì. L'Istituto Oncologico Veneto. Non è un'apparecchiatura di cui dovrebbe dotarsi anche una struttura di altissimo livello, secondo lei? Adesso io scusi, io non so chi chiederlo, perché magari che lei è direttore sanitario, quindi... Sì, ma non... ecco, no, questa è la domanda che magari il cittadino dà di fuori. Io sono certo che tutte queste, che le strutture che ci sono nel pubblico stiano considerando l'acquisizione del software, dell'implemento di software necessario per poter fare questo tipo di indagine come primo approccio. Perché se porta tutti questi vantaggi anche nella diagnosi e tutto, è encomiabile che ci sia una struttura privata. Per fortuna che c'è chi ci investe, che ci crede, c'è
eccetera, quindi è sempre innovazione, Comunque, sviluppo, però... Non è prevista ancora questo tipo di prestazione nel mercato non è ancora nel tariffario, per esempio, c'è. Infatti regionale. anche questa è un'altra cosa, si Questo parlava prima Non fuori è onda, ancora è una nel cosa tariffario incredibile. regionale, quindi sono situazioni borderline per cui che in genere nel giro di un periodo di tempo ragionevolmente breve hanno poi una soluzione. All'estero qual è la situazione? Visto che tante volte All'estero la situazione è paradossalmente simile alla nostra. Nel senso che è paradossalmente simile alla nostra, nel senso che, per farvi un esempio, a Parigi prendiamo una città, allora prendiamo una nazione molto ben organizzata dal punto di vista sanitario, la Francia, che ha fra l'altro una permeazione di diagnostica della mammella di molto alto livello, con una diffusione capillare nel territorio, ma che ha un sistema che è in qualche maniera più simile al nostro, più che non a quello di altri paesi che magari hanno impostato il programma in maniera diversa e quindi sono meno confrontabili. In Francia, per esempio, la tomosintesi ha avuto un grandissimo successo dall'inizio, fin da quando è nata la prima tomosintesi come aggiuntivo alla mammografia e proprio in una zona, leggevo proprio settimana scorsa, in una zona non centralissima di Parigi, una zona anche abbastanza, fra virgolette, difficile, c'è un centro diagnostico che, oltre ad avere risonanze magnetiche da 3 Tesla, ha appunto solo tomosintesi e tomosintesi con CVU, perché ritiene che questo tipo di diagnostica sia attualmente la diagnostica della mammella. Quali test bisogna fare per vedere una gastrite con bruciore di stomaco? Esame del sangue per vedere se c'è l'Helicobacter pylori e poi se non dovesse passare si fa una gastroscopia. Però non è che possiamo dare i consigli, dipende. Comunque gastroscopia, diceva lei, quindi potrebbe essere importante. Quando si parla di medicina... Prima farsi vedere a un gastroenterologo, valutare, quindi valuterà, poi si fa la gastroscopia. Quindi visita specialistica al gastroenterologo, prima cosa, e non sottovalutare il problema, che forse non è il caso. A volte non si sottovaluta. No, perché è talmente frequente, penso che quindi è una fare, non so, individuare se c'è l'Helicobacter pylori, che tipico Helicobacter pylori è un'altra problematica che può essere pericoloso se non controllato. Può essere predisponente per una delle ulcere gastriche o delle gastriti erosive. Perfetto. Ricordiamoci che anche i farmaci, l'aspirina o gli antinfiammatori possono dare gastriti erosive, soprattutto negli anziani. E molto spesso si va a finire per... Anche l'aspirinetta. Se è tamponata no, ma terapie antinfiammatorie, perché uno ha male al ginocchio, male all'anco, male alla schiena, che si sembrano antinfiammatori, molto spesso si va a finire in ospedale per delle gastriti erosive con la nebulizzazione del paziente. Per fortuna si sta attenti adesso soprattutto con dei gastroprotettori. Infatti, no, però bisogna effettivamente valutare anche questi aspetti. Bisogna valutare anche nell'accesso di terapia antinfiammatoria. Sì, noi non è che c'è non siamo in competizione con il sistema. No, lo so, infatti volevo una curiosità. Siamo parte del sistema pubblico, anche se siamo una gestione privata, noi siamo parte, ci sentiamo fortemente partecipi del sistema sanitario regionale. Noi come struttura, come Gruppo Veneto, abbiamo investito non solo nella tomosintesi, ma in questi anni abbiamo investito davvero tantissimo. E ci teniamo a investire perché per noi nella nostra società ci sono quasi tutti i soci siamo medici quindi cerchiamo di metterci anche dalla parte dei nostri pazienti, dei nostri utenti. No, ma è per quello, perché siccome le problematiche, e tra l'altro quando si parla di prevenzione e diagnosi sono fondamentali, no? Le problematiche sono veramente tante, che queste strutture esistano è di vitale importanza. Se poi sono diffuse nel pubblico sarebbe ancora meglio, però sappiamo i costi. Le liste di attesa sono sempre lunghissime, specialmente quelle relative agli esami endoscopici. Voi come siete messi con le liste d'attesa? Endoscopia non ne facciamo, in dubbio è vero, sulle endoscopie ce ne sono le liste d'attesa molto importanti. Con le liste d'attesa, devo dire la verità, noi rispettiamo tutti i parametri delle classi di priorità e nei controlli anche regionali siamo
rispettiamo al 100%, quindi non abbiamo grosse difficoltà a dare le prestazioni nei tempi previsti quindi non ci sono grosse liste d'attesa no. sostanzialmente, ecco, quindi no, questo è anche rilevante. Per la verità no, o per nostra organizzazione o perché, ma comunque rispettiamo per fortuna dai. Allora, velocissimi in pubblicità, poi ritorniamo insieme.